Mi permetto prima di fare una piccola disserzione su ciò che è stata fino adesso la puntata. Allora io è dall'inizio della puntata che sto sorridendo. Allora, essere in televisione e poter parlare di storia del Veneto, di lingua veneta, è qualcosa che va al di là dell'immaginabile di fino a qualche tempo fa. Ci ritroviamo a poter parlare di un'attualità che non c'è, ma che c'è stata e che bisogna per forza riscoprire. Io di base sono un indipendentista. Quando qualcuno mi chiede perché sono indipendentista, io direi che la cultura del Veneto, la cultura veneta, la storia, l'arte, tutte queste cose, se riscoperte, se avendo la possibilità di poter star dentro, di immergersi in questo, penso che nessuno non sarebbe indipendentista, perché basta riguardare a chi siamo per la volontà di tornare a essere chi eravamo, in un modo diverso. Tornando invece al discorso che hai appena fatto, ovvero sia di questo fogliettino che a quanto pare è solo un pezzo di carta, perché così pare sostanzialmente, sembra un pochino di essere ritornati al plebiscito del 1866, quando il Piemonte aveva deciso che doveva così essere, da quest'altra parte l'Italia ha deciso che così non deve essere, nel senso che tutto dà adito a pensare che ciò che è stato promesso in campagna elettorale prima del 2017 fossero chiacchiere distintivo. Nel senso che io mi ricordo un Luca Zaia che diceva pancia a terra, la madre di tutte quante le battaglie, l'autonomia del Veneto c'è, ci sarà al pari di Trento e Bolzano, il che starebbe a significare che il Veneto dovrebbe avere teoricamente le 23 competenze che sono previste anche in Costituzione e il mantenimento nel territorio di 9/10 del residuo fiscale. Fosse così, diciamo che ci sarebbe già una forma di autogoverno, saremmo già quasi indipendenti. E avrebbero anche ragione le regioni del Meridione a dire che sarebbe un'autonomia che divide l'Italia. Non gli do torto, effettivamente è ragionevole come ragionamento, se andiamo a considerare che effettivamente se Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna trattenessero a sé il residuo fiscale, de facto l'Italia non avrebbe più il sostentamento per le mangiatoie che esistono oggi. Il problema a monte è la responsabilità della gestione ordinaria e straordinaria in ambito territoriale. Ricordo dati di qualche giorno fa, che comunque in realtà sono quotidianità, il Parlamento della regione Sicilia costa più della Casa Bianca. Proprio i siciliani sono coloro i quali, io parlo della politica siciliana, badate bene, non mai dell'abitante della Sicilia, ma della politica siciliana, dicono no, non si può fare l'autonomia del Veneto perché sarebbe uno spacca Italia. Ma loro sono autonomi da quando l'Italia è unita, cioè unita, vorrei capire io, c'è una piccola discrasia in termini sostanzialmente, quindi è del 48, quindi è abbastanza illogico che una regione come la Sicilia dica il Veneto non può essere indipendente, altrimenti, indipendente magari, non può essere autonomo perché altrimenti siamo uno spacca Italia.